Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Come potete ben notare, quest'oggi ci troviamo al di sopra di un fantastico punto di osservazione, addentrati in questa splendida giungla caraibica proprio del 1700, dove ha attraccato una splendida imbarcazione spagnola alla Great Inagua. Questa mattina un fantastico galeone spagnolo ha gettato l'ancora. Il nostro obiettivo è quello di depredarlo, conquistarlo e addirittura far issare una bella bandiera diversa da quella bandiera rossa e gialla, ma magari una bella bandiera con teschi e ossa, in modo tale da rendere il galeone appartenente alla Repubblica dei Pirati. Allora, l'unico problema è che ci troviamo su una sorta di precipizio dove l'unica distanza che ci distanzia dal suolo è circa 20-30 metri, quindi vediamo di trovare un bel modo per scendere da questa dannata rupe. Allora, vediamo di addentrarci nella giungla. Come avete ben notato nel gameplay precedente, abbiamo fatto secchi diversi soldati di pattuglia che si ritrovavano appunto addentrati in questa giungla, probabilmente per sorvegliare la radura circostante. Però vediamo se possiamo trovare qualcosa di interessante. Addirittura qui troviamo un piccolo frammento dell'Animus. Great Inagua è una delle più grandi isole all'interno dell'intero contesto caraibico. Attenzione, vediamo se possiamo scendere da questa dannata roccia. Benissimo. Allora, abbiamo trovato diversi frammenti dell'Animus, però ancora ci sono tantissimi segreti che nascondono questa splendida isola alle nostre conoscenze. Vediamo di uscire direttamente da questa parte. Attenzione, c'è qualche marinaio ubriaco completamente fradicio di vodka. Eccolo, il sergente Ingrassia che si avvicina un attimino. Vediamo come possiamo farli secchi. Allora, abbiamo qualche bel coltellino, le nostre solite lame celate. Io direi di continuare a procedere con le lame celate, ragazzi. Vediamo se possiamo essere rapidi. Perfetto, come una vera e propria faina nella notte. Allora, questo qui, ragazzi, è completamente secco. Guardate come continua a ballare in compagnia della sua fantastica bottiglia di whisky. Sarà una vera e propria spugna. Allora, vediamo un po'. Sicuramente se andassi a uccidere questi due ragazzoni che continuano a essere un pochino più sobri, l'altro non si renderà neanche conto di quello che sta accadendo. Quindi vediamo un attimino di stare dietro il nostro obiettivo principale. Allora, ho visto in qualche gameplay passato, in qualche ovviamente gameplay, una sorta di guida strategica, che esistono anche altre armi che più avanti vi farò vedere. Attenzione, eccoci qua. Ottimo colpo, attenzione, l'ubriaco si è ripreso. Attenzione, la vodka gli ha dato al cervello. Attenzione, ottimo colpo. Aia, ci hanno fatto secchi. Continuiamo con le nostre lame celate. Ancora un altro colpo. Attenzione, ottima parata. Grande il nostro grande assassin. Avanti, avanti, il nostro assassino preferito. Forte. Oh, perfetto, ottima parata. Continuiamo a sbudellare il nostro caro amico. Ti faccio uscire tutta quella vodka dallo stomaco facendo un altro crudo. Avanti, avanti, facciamolo secco. Perfetto, ce ne deve essere ancora un altro da queste parti. Ottimo colpo, ragazzi, ne abbiamo fatto secchi 4 proprio con una velocità attenzione, assurda. Allora, continuiamo a depredare i nostri cadaveri in modo tale da recuperare il maggior numero possibile di real. Ho visto in qualche guida strategica appunto di Assassin's Creed 4 Black Flag che esistono degli strumenti utili per sabotare quindi queste azioni di pattuglia avversarie, come per esempio la cerbottana avvelenata e addirittura la classica cerbottana, quindi una sorta di strumento di attacco indigeno che potrebbe essere molto utile in questi casi, e in modo tale da evitare questi contatti corpo a corpo che come al solito sempre ci fanno perdere un po' di vita. Però non è stato particolarmente difficile, più avanti vedremo più o meno come si crea una roba del genere. Allora, questa bella pagoda è stata ormai distrutta, qui probabilmente si accampavano degli indigeni, vediamo se possiamo continuare da questa parte. Ancora un'altra truppa di spagnoli che proprio cerca di scrutare l'ambiente circostante. Perfetto, nell'ombra, benissimo. Vieni qua, amico mio. Allora, dobbiamo uscire dalla giungla, sicuramente è un territorio molto ostile, però noi stessi siamo cresciuti in queste radure, vediamo un pochino di farli fuori. Allora, vediamo se possiamo attirarli, il nostro sergentino. Questi non sembrano ubriachi. Natale, ragazzi, si sta avvicinando, questi sentiranno un po' di freddo e quindi sicuramente dobbiamo farli a pezzettini. Ottimo colpo. Quell'altro ubriacone non se n'è neanche accorto, vediamo di prenderlo di soppiatto. Ottima azione, fantastico colpo alla schiena. Allora, vediamo se possiamo depredare anche questo ciccione qui davanti a noi. Sarà bello ricco, 15 real, perfetto. E anche qualche bella bomba fumogena. Attenzione che al di sopra di questa bella quercia, ecco qua, appunto costruita decorata in maniera abbastanza strana, si ritrova un bel cecchino. Vediamo un pochino se possiamo farlo secco in maniera diversa. Prima io direi di eliminare quell'altra guardia che si ritrova dall'altra parte della mappa. Bene, continuiamo a procedere. Eccoci qui, ecco altri due ubriachi. Attenzione, il cecchino ha un occhio d'aquila, maledizione. Vediamo se possiamo intrufolarci nell'erba. Giù, 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 amico mio. Giù, ci ha visto. Allora, dobbiamo eliminarlo immediatamente con la nostra pistola d'avancaricca. Pronti al fuoco, amico mio. Deve essere un ottimo colpo alla testa. Avanti che abbiamo caricato ieri il caricatore. Avanti, perfetto. Grande colpo alla testa, non se ne sono neanche accorti. Allora, continuiamo a procedere.
Eccoci qua, come un vero e proprio predatore nella notte. Si avvicinano due uomini davanti a noi. Vediamo un po', ecco il primo. Perfetto, attenzione, arriva il secondo. Presto le nostre spade. Benissimo, avanti, sguainiamo la nostra forza principale. Beccati questo, dove vuoi andare? Ho imparato, ragazzi, nella maniera migliore come si combatte, eh? Ottima azione. Allora, raccogliamo quello che rimane di questi poveri cadaveri. Il resto lo lasceremo ai corvi, ovviamente agli avvoltoi che si aggirano qui intorno. Vediamo un pochettino. No, perfetto. Non voglio sollevare il corpo, mi va bene così. Un altro frammento dell'Animus. Ragazzi, è importantissimo girare qui intorno per la ricerca di tutti gli elementi secondari. Eccoli qua. Allora, un altro frammento appunto per arrivare direttamente al nostro numero massimo, che è 5. Ce ne devono essere altri smistati per questa fantastica foresta di cunicoli. Allora, andiamo avanti. Perfetto, speriamo che qualche scimmia non ci lanci qualcosa dalle palme. Cerchiamo di procedere rapidamente. Allora, eccoci addentrati nella città principale. Allora, Julien Ducasse, credo che sia appunto l'ammiraglio principale di quella imbarcazione, che deve essere appunto la perla appunto bianca della flotta spagnola. Quindi se riuscissimo a conquistare quella dannata imbarcazione, avremmo l'intero controllo di tutta la sua merce e sicuramente avremo grande prestigio nei mari caraibici. Allora procediamo. Giù. Benissimo. Qua, ragazzi, dobbiamo fare attenzione perché questi maledetti... No, le spade no. Le spade no. Maledizione, credevo di aver utilizzato le lame celate. Eccone che ne arrivano due. Ne arrivano due. Avranno visto il loro amico affettato a terra come un maiale in un buffet. Eccolo che arriva. Vieni, amico mio, non è successo niente. È stata una piccola allucinazione per via del vino che hai bevuto ieri sera. Vieni qua. Oh, ci ha beccato. Facciamolo secco, ragazzi. Facciamolo secco. Benissimo, benissimo. Benissimo, ne arriva un altro. Maledizione, sono belli duri questi, eh? Non vogliono morire. Eccolo, ecco. Oh, maledizione. Facciamolo a pezzettini. Benissimo, avanti. Beccati questo, una bella gomitata in faccia, proprio quello che ci voleva. Ok, eliminiamo questi ultimi. Mamma mia, che calci. Proprio gli abbiamo distrutto definitivamente tutte le ossa. Allora, ne rimane ancora un altro da quella parte. Io direi che è meglio ricaricare il nostro pistolone del vecchio West. Vediamo un po' se possiamo farlo. Mi sa che siamo ormai al completo, eh? Sì, perfetto. Allora, avanziamo, abbiamo le nostre lame celate pronte. C'è qualche altra pattuglia che continua a girare. Qui un armadio alla Hitman, ragazzi, quindi niente di che. Attenzione, attenzione, attenzione. Benissimo, le allucinazioni, amico, sono una brutta cosa. Cerca di bere di meno e cerca di star meglio. Allora, io direi che non è il momento adatto per sparare, quindi cerchiamo di avanzare in maniera tranquilla. Ok, ha sentito, perfetto. Le orecchie ancora gli funzionano al nostro grande ragazzone. Allora, cerca di avvicinarti da questa parte. Eccolo che arriva. Benissimo. Mamma mia, che violenza. Cioè, gli abbiamo perforato la gola con un unico colpo. Deve essere una cosa proprio orrenda. Intanto aveva degli ottimi real per la sua birra di mezzogiorno. Intanto vediamo di andare da questa parte. L'imbarcazione deve essere appunto a circa 150 metri. Intanto qui abbiamo anche qualche altra guardia. Eccola qui, una guardia di raccordo. Vediamo se possiamo... Oh. Che è successo? Attenzione che forse una guardia dall'altra parte della mappa è riuscita a notare le diverse guardie, probabilmente il sangue al di sopra dell'erbetta rurale di questa zona appunto caraibica. Vediamo se possiamo farla a pezzettini. Non c'è niente da vedere, amico mio. Resta a terra e fatti i fatti tuoi. Benissimo, allora atterrato. Allora, vediamo cosa nasconde. Ancora real. Bene, allora io direi, ragazzi, che non è opportuno uccidere tutte queste guardie. Ovviamente anche loro avranno una famiglia, avranno dei figli, quindi è meglio di procedere nella maniera più tranquilla possibile. Se dobbiamo ovviamente uccidere qualcuno lo faremo. Però attenzione che da quella parte c'è qualche bel guardone. Non c'è niente da vedere. Maledizione, sta arrivando, ragazzi. Questo mi sa che dobbiamo buttarlo al tappeto. Eccolo che continua a procedere. Arriva. Eccolo che arriva. Avanti, amico. Che grande spallata. Gli abbiamo spaccato la testa più o meno come un melone. Meno male che la porta non si è fatta niente. Attenzione. Allora, vorrei proprio capire come procedere. Vediamo un pochino da questa parte. Andiamo. Oh, attenzione. Ci sono troppe guardie per i miei gusti. Ecco che qualcuno appunto si sta muovendo da quella parte. Mi sa che possiamo ottenere l'opportunità di scendere da quest'altra parte. Attenzione che ci sono dei guardoni anche dall'altra zona. Allora scendiamo. No, non c'è niente, amico mio. Sono solo un passante. Mi è scambiato per un uccellino. Non c'è niente da vedere. Mi sa che ci hanno visto però stavolta. Scappiamo via. Scappiamo, ragazzi. Andiamo via. Ci hanno visto. Questi sono però furbi come delle lepri. Attenzione, anzi veloci, agili come delle lepri. Vediamo di nasconderci. Attenzione, ci inseguono giù.
Eccolo! Ah, usciamo, questo è il nostro territorio. Ah, maledetto, beccati questo. Ecco, così ci fanno a pezzettini, ragazzi. Continuiamo. Vieni qua, amico mio. Forza, tutte le nostre abilità, le nostre doti di combattimento. Eccolo, non so perché, ma mi piacciono molto di più le lame celate delle spade. Avanti. Avanti, vieni qua, ragazzo mio. Vediamo di fargli un altro buco per respirare. Avanti. Ok, adesso hai 3 buchi come una palla da bowling. Benissimo. Allora, non si sono accorti ancora della nostra presenza. Ne abbiamo fatti secchi altri 2. Vediamo un pochino da queste parti chi possiamo ritrovare. Utilizziamo, ragazzi, il nostro bel coltello da lancio. Eccolo il nostro caro amico. Vediamo se possiamo farlo secco. Eccolo lì. Oh. Non c'è niente. Non c'è niente da vedere. Beccati questo, perfetto. Ultima coltellata alla gola, ragazzi. Vediamo di raccogliere il tutto. Questo grande ragazzone, vediamo cosa dispone. Ovviamente 14 real. Vediamo di cambiare nuovamente le nostre armi. Bene, io direi, ragazzi, di scendere fino alla zona della spiaggia e magari introdurci nel mare cristallino di questi fantastici luoghi settecenteschi. Vediamo di procedere, avanti, vediamo di uccidere altre guardie. Ok, vediamo di penetrare immediatamente in questa bella zona. Avanti, facciamoci anche una bella nuotata, un bel bagnetto, che saremo fradici di sudore dopo tutta questa corsa nel bel mezzo della giungla. Allora, eccola qui, guardate che bella imbarcazione spagnola. Quella dannata bandiera deve scendere in basso, deve bruciare, deve essere retta una fantastica bandiera con teschio e ossa. Allora, la marea è un pochino agitata quest'oggi, però vediamo di arrivare immediatamente alla nostra imbarcazione. Allora, il bersaglio deve essere questo. Vediamo se c'è una zona d'accesso. Julien Duques deve essere appunto il sirenetto. Eccolo qua. Allora, Julien Duques, se non sbaglio, deve essere contrassegnato con l'icona rossa. E quel ragazzone che procede sulla plancia di comando. Allora, vediamo un po', guardate che più in fretta? Che succede? È la prima volta che vado a scalare un galeone del genere. Sembra come scalare una sorta di montagna congelata. Guardate che figo. Allora, vediamo un pochettino da questa parte. Eccolo qui, alla scalata del grande ghiacciaio caraibico. Vediamo sulla sinistra, sulla destra non c'è nessuno. Ok, procediamo. Allora, Julien Duques deve essere ucciso. No, ma neanche sono uscito, amico mio. Calma, però non c'è niente. Oh, ragazzi, un attimino, fatemi stare in pace. Oh, calma, ragazzi. Calma, questi dannati cannoni. Entriamo un attimino in acqua. Allora, sono un attimo uscito da quella parte, ragazzi, perché volevo solo notare la zona d'attacco. Adesso che abbiamo capito più o meno come si evolve questa bella imbarcazione, cerchiamo un luogo più adatto appunto per abbordare questa imbarcazione. Guardate che figa, addirittura i cannoni per la protezione del timone posteriore. Allora, vediamo un pochettino. Ormai saremo entrati nuovamente all'interno dello stato tranquillo. Benissimo, vediamo di salire direttamente dalla poppa, perché non so, ma è la zona più adatta per controllare l'intera zona d'attacco. Guardate che figa, addirittura come dire, le decorazioni in oro di stile barocco, fantastiche. Allora, vediamo un pochettino da questa parte. Vediamo se possiamo salire. Ma proprio una nave così sarebbe davvero fantastica. Questa è l'ultima volta che toccheremo terra questo mese. Infatti, ragazzi, dobbiamo essere molto rapidi. Tu, amico mio, mi sai che hai voglia un pochino di vomitare verso il basso. Vieni qua che ti faccio fare una bella vomitata proprio adatta ai tuoi gusti. Benissimo, primo eliminato. Il nostro capitano Duques, eccolo da quella parte, che continua a procedere probabilmente verso il timone. Allora, abbiamo una bella pistolona. Vediamo se possiamo far fuoco direttamente da questa parte. Allora, 2 bersagli davanti a noi procedono a velocità inerente a quella delle galline. Eccole che si avvicinano, continuano a procedere in avanti. Le nostre lame celate sono pronte. Allora, Duques, vediamo se possiamo. Tranquilli, ragazzi, probabilmente stanno preparando le vele, qualcosa del genere. Di qua mi sa che non possiamo salire. È la zona. Ecco, c'era l'albero maestro. Benissimo, continuiamo a procedere da questa parte. Allora, voglio trovare un punto d'accesso e magari un punto di osservazione adeguato per sparare da qua sopra, ragazzi. Questa è appunto la mia bizzarra idea. Ok, possiamo salire qua su. Ce l'abbiamo un pochino di forza nei bicipiti. Maledizione, vediamo un pochettino. Ce la facciamo adesso? Perfetto. Allora, io direi, ragazzi, che no, non cadiamo di qua, perché non voglio passare come dire, un mese con la gamba rotta. Quindi vediamo di procedere. Ok, allora, la nostra pistola preferita. Abbiamo lucidato sicuramente il cane e tutto il resto. Il capitano è appunto sotto la nostra. Perfetto. No, non l'abbiamo preso, ragazzi. Sono stato un pochino troppo frettoloso. E non è stato niente, è stato solo come dire, un piccolo rumorino proveniente dal di dietro di un gabbiano. Allora, vediamo se possiamo farlo secco. Mi sa che siamo troppo lontani, ragazzi. Getteremo l'ancora entro il tramonto. Tramonto? Eccoci arrivati, amico mio. Allora, vediamo se possiamo sparare. Attenzione. Ottimo. No, non l'abbiamo preso, ragazzi. Ma che mira abbiamo, maledizione. Non abbiamo fatto mesi e mesi di addestramento al tiro al piattello. Allora, vediamo un po'. RA. Perfetto, mi sa che l'abbiamo beccato. il dono che mi faceste?
Ecco, funziona benissimo. Fils de putain! Fils de- Andiamo, Spavaldo, ma povero di spirito. Mi spiace tanto, amico. Ma non posso rischiare che i Templari sappiano che sono ancora in giro. Già. Miserabile bucanier. Bucanier. Dopo quanto avete visto, con quello che sapete del mio ordine, ancora scegliete la via dell'ignoranza e della ribalderia? Che cos'è? Rubare il massimo della tua ambizione. Non riesci a capire il nostro obiettivo. Tutti gli imperi della terra aboliti. Un mondo libero e puro. Un mondo senza parassiti come te. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Il covo è nostro! Benissimo, a quanto pare siamo riusciti dopo, ragazzi, 3 colpi da arma da fuoco provenienti dalla nostra fantastica Colt del 1700. Siamo riusciti ad atterrare il nostro Ducasse, se non sbaglio. Sì, infatti era quel ragazzone, non so se avete visto appunto la battaglia, quella specie di prova al tiro che abbiamo fatto a casa di quel governatore. C'era appunto questo Ducasse, è stato appunto assassinato oggi stesso e adesso il pazzo va a girovagare nell'oltretomba e appunto ci ha lasciato in eredità la sua fantastica imbarcazione. Io direi, ragazzi, di provare questa fantastica nave per vedere un pochettino come gestirla, magari un nuovo modo di comandarla. Diamo un'occhiata. Allora, obiettivo sbloccato, la mia vita da pirata. Quando sulle navi nemiche appaiono i punti deboli, come sappiamo è possibile utilizzare Y per distruggere il suo punto debole. Allora, è stata un'impresa abbastanza difficile poiché non trovavo direttamente la mira adatta per far fuori il nostro amico. Ciao. Però di nuovo nel futuro, Ho visto che benissimo. stavi per uscire, sono venuta a Sì. portarti una cosa. Un regalo di benvenuto. Qui danno premi agli impiegati che fanno bene il loro lavoro. È una cosa carina, visto che non abbiamo bonus. Io ne ho ricevuti già 11. Sì. Bonjour. Ma certo, ci penso io. Sai, Olivier in persona vuole incontrarti. Ah, andiamo. Seguimi. Mi ero quasi dimenticato, ragazzi, di essere È all'ultimo all'interno di... piano, è facile da trovare. Ma il resto dell'edificio è un labirinto per i novellini. Quindi il nostro team ha creato un'applicazione con Sì, tutta la me lo mappa. ricordo. Guarda il trasmettitore. Ti ho segnato dov'è l'ufficio di Olivier. Sì, Dovresti trovarlo. perfetto. Ok, e mi ero quasi dimenticato, ragazzi, di essere in una zona del genere, ovviamente nel futuro. Vabbè, adesso vediamo di addentrarci nella maniera migliore nella nostra azienda all'interno della quale ci troviamo.